Patrizia Yang è la prima imprenditrice cinese, ma residente in pianta stabile a Venezia da oltre 20 anni, presente con diversi locali in città, ad aver conquistato un caffè storico della città e della piazza, il Gran Caffè Fulgenzi, in piazza San Marco, conosciuto dai veneziani anche con il semplice nome di Totobaro. La prossima settimana io e mia famiglia apro un locale in piazza San Marco, il salotto più bello del mondo, e vi aspettiamo in numerosi. Il Gran Caffè Fulgenzi è chiuso da molto tempo, da quando la famiglia Fulgenzi, proprietaria dell'immobile, non aveva trovato l'accordo per il rinnovo del contratto d'affitto con l'imprenditore veneziano Lino Cazzavillan, storico gestore. Chi l'ha preso in gestione è un'imprenditrice che da anni vive a Venezia, una brava imprenditrice. Tutte queste attività chiuse che vedete non solamente in piazza ma anche nelle zone limitrofe, tipo la merceria, insomma in tante zone veneziane, è un problema che è dovuto ad anni di tipologia di turismo che Venezia ha voluto avere. Questo turismo mordi e fuggi alla città non porta a nulla, anzi crea sempre dei grossi problemi. Il Covid è stata la goccia che ha fatto sbloccare il vaso. Nel nuovo locale lavoreranno il figlio dell'imprenditrice insieme a una squadra di giovani. I piatti saranno preparati da uno chef veneziano e la proposta sarà improntata su un menù locale. La preoccupazione dei commercianti intorno alla piazza però è tanta. La situazione del commercio in piazza San Marco è critica. È critica perché ormai non c'è più la qualità di una volta, perché la piazza deve essere tutelata solo da gente locale, con artigiani, con commercianti e basta.